Benvenuti nella scuola professionale ENAIP. In provincia di Verona siamo presenti con 3 sedi. Siamo a Verona con i corsi di operatore elettronico, operatore elettrico e operatore del turismo. Ad Isola della Scala con i corsi di operatore della ristorazione, operatore elettronico, operatore meccanico ed infine qui a Legnago abbiamo 4 corsi: operatore meccanico industriale, operatore meccanico riparatore di autoveicoli, operatore elettrico e operatore del benessere settore estetica. Tutti questi 4 corsi portano alla qualifica triennale e anche al diploma professionale di 4 anni. E ora vi accompagno a vedere i nostri laboratori. Sono Stefano Zanetti, formatore e tutor formativo della meccanica industriale. Siamo nell'aula di progettazione dove i ragazzi imparano a progettare i particolari che dopo andranno nei laboratori a realizzare. Siamo con Adnan, che è un ragazzo del 4º anno, che ci spiegherà come viene svolto il lavoro. Sono Adnan Muafidi e quest'anno sono in 4ª all'ENAIP Istituto di Legnago. Quest'anno si divide in 2 giorni a scuola e 3 giorni lavorativi con l'apprendistato. Arriviamo da un percorso triennale di operatore meccanico e andiamo a finire con la 4ª con un diploma da tecnico d'automazione. Sono Paola Farinazzo, un formatore professionale di ENAIP Veneto. Questo è il laboratorio di estetica dove le ragazze fanno pratica per imparare le varie attività. Ora sentiamo l'esperienza di un'alunna di seconda, Sofia Zanatta. L'operatrice del benessere è una professionista che si occupa del benessere psicofisico di una persona attraverso servizi e trattamenti estetici. Per questo bisogna seguire una determinata formazione di 3 anni obbligatori con conseguimento di una qualifica professionale e un anno aggiuntivo facoltativo con un'abilitazione professionale per aprire un proprio centro estetico. E inoltre sono previsti 2 periodi di stage, uno di 152 ore al secondo anno e uno di 232 ore al terzo anno, all'interno di un centro estetico, una spa, un centro benessere, e il tirocinio curricolare permette di fare esperienza extrascolastica. Benvenuti nel laboratorio di automazione e programmazione sistemi. In questo laboratorio si fanno esperienze su unità produttive, elettropneumatiche e di programmazione di PLC. I ragazzi hanno la possibilità in questo laboratorio di fare vere e proprie esperienze con piccole unità di lavoro, piccole unità che sono create nel corso dei 3 anni di studio qui all'ENAIP. Io sono il professor Tiziano Arcolini, mi occupo dei laboratori di automazione, dei laboratori elettrici ed industriali. Questo percorso permette ai ragazzi poi di riuscire a progettare in autonomia queste piccole attrezzature e financo manutenzionarle quando andranno nell'azienda. Siamo nel laboratorio di meccanica auto della sede ENAIP di Legnago e io sono il professor Michele Manara. Qui i ragazzi imparano la tecnologia costruttiva delle vetture e dei veicoli a motore in generale e tutte le tecniche per la riparazione, dagli interventi di meccanica, sia le trasmissioni che motori, tutta la parte idraulica e pneumatica degli assetti dei veicoli a motore e quindi la parte elettronica dei veicoli a motore con la diagnosi elettronica. Abbiamo un ciclo di 3 anni, dopo il quale i ragazzi sono in grado di gestire tutte le dinamiche sia di riparazione che di gestione del guasto, e al 4º anno di diploma per tecnico alla riparazione di veicoli a motore i ragazzi hanno anche un aspetto gestionale di tutta un'azienda. Ricordo inoltre che in tutti i nostri centri è presente un'area adulti imprese che si occupa di erogare servizi al lavoro e formazione.